600 milioni di euro, il 50% messo a disposizione dall'Unione Europea, il 35% dallo Stato e il 15% dalla Regione Veneto. Sono i fondi POR-FZER, contributi per gli investimenti previsti dal programma operativo regionale Fondo di Sviluppo del Veneto, e l'amministrazione di Palazzo Balbi ha fatto bene i compiti, ha già assegnato nella fase intermedia 300 milioni di euro su 401, 68 i bandi approvati e 1969 le domande finanziate su 5.330 pervenute. In Veneto c'è stata la riunione del Comitato di Sorveglianza, l'organismo che ha il compito di verificare l'attuazione del programma. Il dato positivo è questo: la Regione Veneto sa spendere i fondi europei e lo fa non soltanto alla fine del percorso, ma tutti gli obiettivi intermedi che l'Europa ci ha chiesto di raggiungere li abbiamo raggiunti, quindi non perderemo un solo centesimo dei soldi che l'Europa ci ha assegnato. Con la nuova Europa temete una riduzione di questi fondi, anche se è plausibile che fondi che sono stati dati a pioggia all'Europa dell'Est per lo sviluppo possano in qualche modo tornare di nuovo nella parte occidentale dell'Europa? Sì, c'è una battaglia politica in corso e stiamo aspettando con ansia anche ciò che decideranno a livello di Parlamento europeo, perché noi riteniamo che sia caso di ritornare a finanziare i paesi storici, se vogliamo, come l'Italia, la Spagna, la Germania, perché negli ultimi anni l'Europa ha finanziato molto di più i paesi dell'Est che però ormai sono paesi che sono cresciuti molto a livello economico e non sono più terre disagiate. Ecco, quindi noi chiediamo di avere questi soldi anche perché ne abbiamo necessità, e io, se avessi avuto il doppio delle risorse che avevo a disposizione per le imprese, per gli enti locali, li avrei spesi tutti, quindi è un territorio che ha bisogno di investimenti. Quanto questi fondi invece sono stati utilizzati per riammodernare le strutture alberghiere nel Bellunese, quindi in montagna, e oggi sono ad hoc adeguate anche per le prossime Olimpiadi? Ecco, un altro sforzo importante che abbiamo fatto è stato proprio l'ammodernamento delle strutture ricettive nella montagna veneta, in particolare nella provincia di Belluno, ma non solo. Ecco, lì ad oggi abbiamo già 21 milioni di euro assegnati alle imprese, quindi agli albergatori che decidono di rinnovare le proprie strutture. Non è finita qui, nel senso che ci eravamo presi un impegno con i nostri albergatori e gli avevamo detto: se in tempo breve ci date le cosiddette accommodation, che erano le richieste che il CIO, il Comitato Olimpico Internazionale, ci faceva come requisito essenziale per portare a casa le Olimpiadi 2026, gli albergatori ci hanno seguito, hanno dato la propria adesione per ospitare la famiglia olimpica, e io mi ero preso l'impegno, io e la Giunta, il Presidente, ci eravamo presi l'impegno di dire: arriveranno altri soldi da investire sulla montagna, non soltanto per le strutture alberghiere, ma anche per esempio per gli impianti da sci.